mamma cara! La paura, mentre la tromba d'aria passa con la sua scarica di violenza e danni. Tra Erbè e Trevenzuolo le immagini simbolo di un'altra giornata da incubo, l'ennesima, come se il maltempo avesse scelto Verona e il veronese come bersaglio principale della sua furia in questi giorni. La regione da ieri ha innalzato il livello dell'erta in tutto il territorio, ma è nella provincia scaligera già provata che la grandine con chicchi grossi come bocce e il vento impetuoso tornano maggiormente a colpire in queste ore. Tromba d'aria anche su Monte Chia di Crosara, con danni consistenti al palazzetto dello sport, dove sono anche crollate alcune piante. Nel paese della Val d'Alpone si registrano conseguenze pesanti anche ad alcune abitazioni e capannoni industriali, ancora da quantificare i danni alle coltivazioni in un territorio a forte vocazione vinicola. Problemi analoghi anche ai Lasi e Colognola ai Colli, comuni del circondario. Forti grandinate a Peschiera del Garda e Valeggio sul Mincio. Sui social corrono paura, rabbia e sfinimento. Basta è il commento più replicato. Basta, non ne possiamo più.